L'attenzione per la montagna, riservata dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-2020, assegnava già 3 anni fa il 35% delle risorse a questo territorio. Bandi che si traducono in contributi per azioni concrete di sviluppo delle aziende agricole. Il Veneto ha già favorito l'investimento di 1.260.000 euro da parte di 120.000 imprese. Ci sono altri 90 milioni di euro disponibili tramite 10 nuovi bandi dedicati a investimenti su competitività, ricambio generazionale e cooperazione. Per illustrare i contenuti delle nuove opportunità e condividere i risultati già raggiunti dagli operatori locali, si è tenuto a Longarone, in provincia di Belluno, un incontro formativo, nel cuore della montagna ferita che ora più che mai necessita di sostegno economico. Il programma di sviluppo rurale non è uno strumento per gestire emergenze, ma è uno strumento di programmazione che mira a mantenere in questi contesti l'attività delle imprese agricole. Le misure principali che si rivolgono a questo settore, e al di là di quelle che saranno oggetto poi dell'incontro di stasera, sono quelle dell'indennità compensativa, che ha proprio la finalità di compensare un gap di maggiori costi che hanno questi territori, le imprese che vi operano. Sempre per questi territori un'altra misura altrettanto importante finanziariamente è quella di corretta gestione e mantenimento delle superfici prative. Stiamo parlando di misure che hanno dotazioni, la prima di 120 milioni di euro in 7 anni e l'altra di un'altra settantina di milioni di euro, quindi abbastanza cospicue. Un valido apporto rivolto alla zootecnia, comparto che è garanzia anche di salvaguardia della montagna stessa, tra alpeggio, pascoli e prati. Negli aiuti agli investimenti dobbiamo pensare che nel territorio montano sono stati elargiti investimenti soprattutto per quanto riguarda il miglioramento delle caratteristiche della stabulazione, tutte le attività collegate quindi alla trasformazione del latte, non solo per quanto riguarda le aziende agricole ma anche per quanto riguarda il settore agroalimentare. In provincia di Belluno, ricordiamo, esiste una grande realtà di carattere cooperativo, ma esistono anche tutta una serie di piccole realtà cooperative che garantiscono un sistema diffuso di trasformazione del latte attraverso sistemi tradizionali, ma che comunque danno effetti positivi per quanto riguarda il territorio e per quanto riguarda soprattutto il turismo. Investimenti che producono sviluppo, l'esperienza di un imprenditore boschivo del Comelico che grazie ai fondi del PSR ha un'azienda attrezzata per fronteggiare l'emergenza della raccolta tronchi della sua valle e trasformare le conseguenze di questo disastro in un'opportunità. Diciamo che ne ho avuti parecchi di benefici, nel senso che è dal 94 che li ottengo. Solo una volta non sono stato punteggiato sufficientemente, sempre attrezzatura per l'esbosco, attrezzatura boschiva. Quindi io mi occupo di legname, trasporto legname e ho avuto diversi benefici. Senza il sostegno del PSR non saremmo riusciti a realizzare una realtà che ci stava sul collo da molti anni. Volevamo fare una strada, mettere a posto una strada che collegava praticamente una Malga Boscova con la località Palafavera, una località sciistica. Durante l'inverno si poteva percorrere perché era ghiacciata, era battuta dalle piste, però durante l'estate era molto paludosa. Un intervento molto importante, un intervento che è costato la bellezza di 300.000 euro in concomitanza con il Comune di Alleghe siamo riusciti a portare a termine questa bella strada, Tutti i soldi arrivati dal PSR, questi 300.000 euro? Abbiamo fatto l'80% dal PSR, mentre invece il 20% più l'IVA l'abbiamo messa noi altri. Noi altri siamo un consorzio di Maraison che praticamente siamo proprietari del territorio, di un 3/4 del territorio, di conseguenza abbiamo avuto la possibilità di poter eseguire questa strada e ci ha portato molte soddisfazioni. E c'è anche un PSR per i giovani con il concorso Idee Innovative per gli studenti degli istituti agrari del Veneto e con un bando per la mobilità internazionale destinato agli universitari.